È deceduta nella notte Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. La Camera dei Deputati si ferma per ricordarla. In tanti le hanno reso omaggio nella sua casa di Via Piave. Deputata dal 2001, sottosegretaria della Giustizia e al lavoro nei governi Berlusconi e Letta. Personalità forte, è stata la prima donna presidente della Regione. Positivo un dipendente dell'azienda ospedaliera di Cosenza, chiusi e sanificati gli uffici. L'ASP dispone 150 tamponi per i colleghi. 19 persone fermate nell'ambito di un'operazione condotta dal ROS dei Carabinieri a Trento. Buonasera dalla redazione TG10. Anche in questa edizione apriamo con la tragica notizia che ha svegliato la Calabria e l'Italia questa mattina, la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, prima presidente donna. Questa mattina appunto la notizia, un malore fatale, lei che aveva lottato per anni contro un tumore e fino a ieri aveva avuto incontri istituzionali e di lavoro. Insomma una battagliera fino in fondo, tantissimi hanno reso omaggio al feretro nella sua casa di Via Piave al centro di Cosenza. Sfilano uno ad uno davanti all'abitazione di Via Piave a Cosenza per dare l'ultimo saluto alla presidente Jole Santelli. Davanti l'ingresso del palazzo che ospita la salma della governatrice della Calabria, un cordone di poliziotti e carabinieri che per far rispettare le normative anti-Covid hanno posto le transenne per permettere ingressi contingentati. La strada davanti alla casa della Santelli è stata chiusa al traffico e la polizia municipale controlla ingresso ed uscita. Sui marciapiedi, dai balconi, la gente passa e guarda con un velo di tristezza verso il portone. Ad un certo punto la fioraia porta un fascio di rose bianche, l'avviciniamo per chiederle da parte di chi, non risponde, ma ci fa intendere che sono state commissionate da una personalità politica del nostro paese. Arrivano alla spicciolata i compagni di viaggio in questa breve ma intensa legislatura. Gallo, Tallini, Morrone, Caputo, l'amica Succurro, ognuno di loro ha un pensiero, un ricordo e con il cuore gonfio di emozione si fermano ai microfoni dei cronisti dedicando l'ultimo saluto a Jole. Inaspettata che ci ha atterrito completamente. Sono sconvolta, io avevo una cara amica e desidero ricordarla così. Perdonatemi. La Calabria ha perso una presidente di valore, la prima presidente donna, una persona che aveva tante idee e tanti progetti per la nostra terra. Quindi un dispiacere per tutti i calabresi, ma soprattutto abbiamo perso una persona, un'amica che aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di dare. Ha dato la vita per la Calabria perché a mio avviso lei, se avesse scelto di non fare il governatore, probabilmente avrebbe vissuto una vita più tranquilla e invece ha scelto questo sacrificio e ci lascia un grande patrimonio. 6-7 mesi, la rivoluzione nella burocrazia, ha affrontato il problema della pandemia con grande dignità, cercando di dimostrare che la Calabria non è da meno alle altre regioni d'Italia, insomma una grande eredità. Ha cercato di dimostrare che la Calabria non è quella che dipingono i mass media sul piano nazionale. Dopodomani dovevamo andare a Roma ad assistere alla trasmissione del primo cortometraggio. Insomma, io credo che 7-8 mesi, ma una grande eredità che insomma è necessario che il centrodestra la valorizzi e la proponga come esempio alle nuove generazioni. Qualche giorno fa l'ho sentita, avevamo in corso una serie di attività e di realizzazioni del nostro corso, si parlava solo di questo. L'impegno che ha avuto e che ha manifestato per la nostra terra è davvero qualcosa che non può non lasciare segno, questo davvero, lo dobbiamo ricordare per quello che ha fatto, per la combattente, quella che è, questo è il dato che più credo oggi mi sento di dover dire e tutta la comunità è davvero frastornata, affranta, una cosa che nessuno si aspettava, nessuno. Anche per rispetto nei confronti di una donna che ha dimostrato un coraggio da leone nonostante le ben note difficoltà del suo stato di salute, e credo che questo in questo momento siano le cose da dire nel rispetto proprio alla donna Jole Santelli. Ci sono dei ruoli istituzionali che impongono anche calma ed equilibrio,
momento dello sconforto. Sono convinto anche che, partendo dal vicepresidente, a chiunque ha ruolo e compiti in questo momento, di dare non delle certezze, perché in questo momento con la perdita del Presidente certezze ce ne sarebbero ben poche, ma soprattutto anche questa fase pandemica che dura e continuerà a durare non sappiamo quanto, impone proprio quel coraggio che Jole Santelli ha dimostrato anche nel gestire l'evento Covid. Qualcuno di loro non se la sente di parlare. Il vicepresidente Spirlì si allontana a passo svelto, non rilascia nessuna dichiarazione, provato per la perdita di un'amica, viene confortato dall'abbraccio degli altri consiglieri. Amici e parenti si avvicendano all'interno del palazzo, non riescono a trattenere le lacrime, l'emozione si tocca con mano, prevale la tristezza, lo sconforto e i ricordi dei bei momenti trascorsi insieme. Era combattiva come la mamma, me la ricordava molto, per cui per me è un ricordo intimo. Posso dire solo questo. La mamma di Jole era la mia madrina e quindi è un ricordo della mia infanzia, le ho viste crescere, le 3 sorelle, è una perdita umana e chiaramente lei era innamorata della Calabria, della sua regione, della sua città, tant'è che è tornata a vivere nella sua via Piave, nella casa che l'ha vista nascere e che adesso la vede serena con i suoi genitori. Non posso dire altro. La Camera dei Deputati si è fermata oggi per ricordare Jole Santelli, un minuto di silenzio, un applauso unanime, poi il Presidente Fico che ha detto ci sarà nella prossima settimana una vera e propria commemorazione in aula. Vediamo. Stamattina i lavori della Camera sono iniziati così. Purtroppo è notizia di poco fa della scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, che da tempo lottava contro una terribile malattia. La settimana prossima faremo qui in aula la commemorazione. Siccome questa notizia è arrivata proprio, come ho detto, pochi minuti fa, osserviamo un minuto di silenzio e poi la settimana prossima faremo una commemorazione, anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi. Quindi la vicinanza di questa assemblea alla famiglia di Jole Santelli. Osserviamo un minuto di silenzio. Un lungo applauso dopo il minuto di silenzio. Prima di diventare presidente della Regione Calabria, Jole Santelli era stata deputata. La prima elezione alla Camera nel 2001. Nella sua carriera politica era stata sottosegretaria al Ministero della Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi, nonché sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da maggio a dicembre del 2013 nel governo Letta. Il 26 gennaio scorso, poi, alla guida di una coalizione di centrodestra, era stata eletta presidente della Regione Calabria, la prima donna a guidare la giunta regionale. Adesso la scomparsa di Santelli apre un vuoto normativo e politico in Calabria. Donna forte, combattiva, battagliera, una leonessa, così è stata definita nei tantissimi ricordi espressi oggi da personalità politiche, anche dal Presidente Mattarella. Non si è sottratta all'agone politico, non si è sottratta a questa missione in questi mesi davvero difficili, sia per lei, per le condizioni di salute, ma anche per l'intera nazione e per la Calabria. Ecco un ritratto di Jole Santelli nel prossimo servizio. La morte di una persona giovane e di una personalità pubblica ancor di più suscita sgomento, emozione, tradisce il senso di vuoto che ci opprime. In un periodo come questo la sensazione di straniamento e di quel vuoto è accentuata ancor di più ed è smisurata. In morte della Presidente Jole Santelli, tutta la Calabria e tutta l'Italia, senza alcuna distinzione di appartenenza politica o ideale, stanno vivendo da stamattina questa terribile situazione. Si è andati a letto con le cifre di numeri spaventosi della pandemia che da mesi ci opprime e ci si è risvegliati senza la Presidente, quella che da 8 mesi stava governando la Calabria, morta all'improvviso. Io ho la penna facile. Per me.
Un senso di stupore, di incredulità, le conferme richieste, nella vana speranza che non fosse vera quella notizia, finché non sono arrivate tutte le conferme. Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Ha recitato in maniera sublime, nella sua voluta semplicità, il comunicato ufficiale di prima mattina della Regione. Perfetto. Dobbiamo dare un segnale di questa terra che ci dà tanto e che ci restituisce una cosa che credo che questo brutto momento, buio momento che ci ha regalato è riscoprire il valore delle piccole cose, anche di una passeggiata, del riscoprire la natura, del rivedere delle cose con occhi diversi. Jole Santelli ci lascia i suoi cari innanzitutto, la sua famiglia alla quale era profondamente legata, senza che nessuno si sia azzardato in questi momenti, in queste ore, a dire una sola parola di merito sul suo operato politico in questi 8 mesi, segnati dalla tragedia del Covid. Nemmeno su quei social, che nella loro insopportabile furia vendicativa e carica di odio, di livore e di invidia, l'avevano a volte pure derisa senza nemmeno conoscerla. Giusto che sia così. Ed aggiungo normale anche, finalmente, almeno per una volta, un senso di pietas, di dolore vero e condiviso, non di facciata, ma profondo, per una giovane donna che non ha mai nascosto nulla della sua situazione. Sta infatti pervadendo la regione da nord a sud, stordita da una notizia che l'ha tramortita, come un pugile suonato in un ring di box. Abbiamo avuto troppi uomini soli al comando, meglio una donna che sa fare il gioco di squadra. In Calabria si vince con noi, non si vince con Dio. Avviene tutto questo perché la morte è come un lavacro, dove tutto alla fine si cancella e si dimentica? Vogliamo pensare e crediamo che non sia così. Tanto dura e assolutamente inattesa è stata la notizia. Jole, alla fine un segno profondo, e che segno l'ha lasciato? Quello di una vera combattente, di una donna che non si piega, che non si arrende, che voleva vivere e che ce la stava facendo, trasmettendo la sua voglia di vivere, la sua semplicità e genuinità. Una bella sfida, vinta, ma soprattutto vinta fra i sorrisi della gente e vedere che negli occhi delle persone che c'è chi in questa Calabria crede. I calabresi, cara Presidente, ti ricorderanno. Eri una donna speciale. Riposa in pace. Un omaggio trasversale, quello della politica a Jole Santelli, omaggio reso anche dal Presidente Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che si è recato oggi al 10° piano della Cittadella, ha incontrato il Vicepresidente Spirlì e ha detto: prendiamo un impegno per la Calabria proprio nel nome di Jole. Francesco Boccia è salito al 10° piano della Cittadella regionale per incontrare il vicepresidente della regione Nino Spirlì, il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e i direttori generali della regione Calabria. Un colloquio durato circa un'ora prima di ripartire per Cosenza, dove ha reso omaggio, anche a nome del governo, al feretro di Jole Santelli. Un ricordo, quello del ministro Boccia, commosso e sincero, è una promessa alla Calabria. Con la presidente Santelli avevamo ipotizzato un incontro, poi il Covid ci aveva fatto spostare più di una volta e questa mattina abbiamo fatto fatica a crederci, perché Jole era parte integrante delle istituzioni della Repubblica, le ha servite come lei sapeva fare, con il suo spirito, la sua passione. Io ho condiviso con lei e diviso, e ci siamo divisi per battaglie parlamentari per oltre 10 anni. Le battaglie che si facevano con Jole lasciavano sempre qualcosa, perché ti lasciava sempre il sapore delle ragioni degli altri, anche quando ci si divideva. E per me è stato molto difficile oggi. Il Ministro degli Affari Regionali, sono qui per portare a tutti i calabresi l'abbraccio del governo e la vicinanza di tutto il governo,
e l'impegno del Presidente del Consiglio, che aveva incontrato a Palazzo Chigi il Presidente Santelli poco tempo fa, e avevamo dei dossier aperti che intendiamo chiudere, quindi lo faremo con il Vicepresidente Spirlì, con tutto il Consiglio regionale. Insomma, mi appello in questo momento ovviamente ad abbracciare tutta la famiglia di Jole, a considerare la famiglia di Jole tutta la Calabria, senza nessuna distinzione, così come non c'erano le distinzioni dopo le discussioni che si facevano con Jole, ed era sempre così, ed era il bello della politica fatta con lei anche da sponde diverse. Se ne va un'amica, se ne va una persona che ha servito le istituzioni nazionali e locali, ed è vero, probabilmente in Calabria era l'inizio di una stagione nuova, anche oltre i colori che Jole ha rappresentato per tutta la sua vita politica in maniera coerente. E perdiamo un'amica, poi perdo anche una grande amica di mia moglie, non dimentico l'affetto personale che c'era, e in questi momenti i sentimenti che avete voi sono quelli che hanno tantissime persone in Calabria e fuori dalla Calabria, ve lo garantisco. Sono venuto qui per testimoniarlo. Ovviamente saremo al vostro fianco su tutte le questioni aperte. So che è dura da dire oggi, lo dico ai direttori generali che sono qui presenti, ma siccome Jole è una donna che non si è mai fermata, sarà il tempo per piangerla, e penso che onorarla nel miglior modo possibile sia fare le cose che ci aveva chiesto di fare, che aveva chiesto a voi, aveva chiesto a noi, e penso che sia la cosa più corretta da fare in questo momento. Questo è l'intervento del Ministro Boccia, uno degli argomenti di discussione su cui si è concentrata l'azione governativa di Jole Santelli è stato il coronavirus. È stata protagonista non appena eletta della battaglia per difendere la Calabria dal contagio, ed è stata impegnata proprio fino alle ultime ore della sua attività e della sua vita. Adesso appunto affrontiamo la pagina del coronavirus partendo dal bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 228.529 soggetti, per un totale di 230.635 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.487, più 39 rispetto a ieri. Quelle negative 226.042. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro i casi attivi sono 88, 16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 302, 268 guariti, 34 deceduti. A Cosenza i casi attivi sono 161, 12 in reparto, 149 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 576, 540 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria i casi attivi sono 375, 23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 351 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 379, 358 guariti, 21 deceduti. A Crotone i casi attivi sono 7 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia i casi attivi sono 16 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 113, 107 guariti e 6 deceduti. Da altra regione o stato estero i casi attivi sono 212, tutti in isolamento domiciliare, i casi chiusi 112, 111 guariti e 1 deceduto. I ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 16, di cui 5 riferiti a persone non residenti e 2 in terapia intensiva. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 12, di questi 3 sono non residenti. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 23 e 1 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 16, a Catanzaro 1, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 22. Dall'ultima rilevazione le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 880.
Come sempre vi ricordo anche i dati nazionali, oggi un balzo di 1.500 positivi in più, 8.804 contro i 7.300 circa di ieri, 163.000 i tamponi, sono tanti, è record, purtroppo quasi raddoppia il numero dei deceduti con 83 e aumenta anche il numero delle persone in terapia intensiva. Per quanto riguarda la Calabria, in particolare la provincia di Cosenza, c'è stato un po' di scompiglio nell'azienda ospedaliera di Cosenza, nella sede, perché è emerso un caso di positività che ha costretto a uno screening con 150 tamponi. Noi abbiamo sentito oggi nel nostro telegiornale Francesco Zinno, che è il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Sentiamo. È in isolamento nella propria abitazione con lievi sintomi riconducibili al coronavirus il dipendente dell'azienda ospedaliera di Cosenza che ha scoperto di essere positivo al Covid-19. L'azienda ha chiuso temporaneamente gli uffici della direzione e ha effettuato la sanificazione della struttura. La task force dell'azienda sanitaria provinciale ha predisposto immediatamente i tamponi a tutti i colleghi, circa 150, che da questa mattina si sono messi in coda per effettuare il test. Stiamo procedendo a effettuare i tamponi su tutti i dipendenti presenti in giornata all'interno degli uffici direttivi dell'azienda ospedaliera. Effettueremo in giornata circa 150 tamponi per una questione anche di indagine epidemiologica, considerando tuttavia che, come è avvenuto la volta scorsa, l'utilizzo in maniera particolarmente accurata dei dispositivi di protezione individuale limiterà sicuramente, se non escluderà, altri positivi trasmessi ovviamente dal dipendente che è risultato in serata positivo al Covid-19. È comprensibile che ci sia un po' d'apprensione, tuttavia bisogna ricordare che anche a norma di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli a rischio sono i soggetti che hanno avuto contatti stretti. Tuttavia, considerando che nelle aziende sanitarie ospedaliere è opportuno effettuare periodicamente questi tamponi, come dicevo abbiamo proceduto a impiantare una postazione gestita direttamente dall'azienda ospedaliera, quindi fissa, e una postazione, grazie alla sempre stretta collaborazione dell'ASP, mobile, e credo che entro massimo un'ora finiremo l'esecuzione dei tamponi a tutti i dipendenti. La processazione avverrà in 2 step, comunque il grosso dei dipendenti e in particolare per ogni ufficio sono stati individuati i colleghi che rendono indispensabile la loro presenza in alcuni momenti, quindi mi sento di tranquillizzare nuovamente tutti quanti e anche i familiari dei dipendenti, perché voglio dire, il fatto dell'accurato, ribadisco, questo è fondamentale anche per tutti coloro che in giro frequentano ambienti pubblici. L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale garantiscono, non escludono completamente, ma garantiscono sicuramente un'adeguata protezione. Quindi lo sottolineo e lo stresso. Noi lo stiamo vedendo, dei dipendenti della Coop Service nessun altro era positivo, no? Nonostante ci fossero stati comunque contatti. Questo è un invito ulteriore a fare attenzione e ad usare mascherina, gel igienizzanti e quant'altro. Questo l'appello che arriva anche, proprio lo leggevo in questo momento sulle agenzie, da parte del Ministero della Salute e l'IS, si raccomanda il distanziamento fisico, l'uso corretto e appropriato delle mascherine e evitare quanto più possibile situazioni che possono favorire la trasmissione, quali aggregazioni spontanee programmate, per evitare un ulteriore peggioramento che potrebbe richiedere restrizioni territorialmente diffuse. Adesso una pagina della cronaca, cominciamo con l'operazione del ROS dei Carabinieri che ha sgominato una banda a Trento. Vediamo. Sotto scacco esponenti delle cosche Serraino, Iamonte e Paviglianiti dopo il blitz scattato questa notte da parte dei Carabinieri su richiesta della Procura della Repubblica di Trento, che ha chiesto il fermo di 19 persone. All'operazione sono stati interessati i comandi provinciali oltre che di Trento, di Roma e Reggio Calabria. L'indagine del reparto operativo speciale ROS dei Carabinieri ha permesso di scoprire l'esistenza di strutture operative dell''ndrangheta nel territorio della provincia di Trento, in modo particolare
mare nella Val di Cembra, dove a partire dagli anni '80 è intervenuto un processo di vero e proprio insediamento di affiliati delle cosche inviati dai boss per allargare gli scenari dei loschi affari. Una cittadina particolarmente colpita da questo fenomeno criminale è risultata essere Lona Lases. Qui il locale di 'ndrangheta, a suo tempo costituito, ha assunto il controllo del settore dell'estrazione e della lavorazione del porfido. Da qui la denominazione dell'indagine. In questo contesto spicca il ruolo di Giuseppe Battaglia, capace di avviare a suo tempo questa insolita forma di integrazione. L'inchiesta dei carabinieri del ROS e dei comandi provinciali interessati ha permesso di scoprire operazioni di bilancio falsate, commercializzazioni di semi lavorati in nero, oltre a continue vessazioni e intimidazioni nei confronti delle maestranze delle varie aziende. Accertata anche la pianificazione di un piano di infiltrazione nella politica locale. Dall'indagine è emerso pure che al vertice della locale trentina c'era Innocenzio Macheda, collaborato da Domenico Ambrogio, dal già citato Giuseppe Battaglia e dal fratello di questi Pietro, da Demetrio Costantino e Domenico Morello. Contestualmente all'operazione di oggi, il ROS, unitamente alla Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha eseguito il fermo di altre 5 persone, sempre con l'accusa di diversi reati finalizzati all'ottenimento di risultati illeciti, ovviamente tutto nell'ambito di una pericolosa associazione 'ndranghetistica. Sequestri di flussi di denaro provenienti da attività illecite nell'operazione della DIA. Sentiamo. Attraverso la collaborazione con un imprenditore lombardo facevano girare in Italia e all'estero denaro frutto di attività illecite. La DIA di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti di 7 indagati. Molti di loro sono originari di Bianco e Africo, nella Locride. La misura cautelare è il risultato di un'indagine della Procura di Reggio Calabria, la cui genesi si individua nell'operazione Martingala. In questo procedimento 3 degli indagati odierni sono stati rinviati a giudizio. La DIA ha scoperto che gli indagati immettevano capitali illeciti nel mercato, frodavano l'IVA infracomunitaria utilizzando numerose società di comodo con sedi in Italia e all'estero. Facevano cioè transitare flussi finanziari mascherati da rapporti commerciali. Falsavano anche la documentazione contabile, fiscale e quella di trasporto. Alla base di tutto c'era una società di servizi e la presenza a Milano di un imprenditore al quale venivano inviati bonifici per transazioni commerciali risultate fittizie. I sigilli sono stati posti a quote e patrimoni aziendali di 8 società, di cui 3 aventi sede a Milano, una a Vimercate nella provincia di Monza Brianza, 4 nella Locride. Ulteriori sviluppi potrebbero esserci nei prossimi giorni. La nostra rubrica dedicata alla borsa, vediamo subito. Finale in rosso per le borse europee. Nel vecchio continente preoccupa soprattutto l'accelerazione dei contagi che sta interessando diversi paesi, tra cui Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia, costringendo le autorità a reintrodurre parziali limitazioni per contenere il virus. L'evoluzione della pandemia è tra i temi sul tavolo del Consiglio europeo in programma tra oggi e domani, insieme al Recovery Fund da 750 miliardi e la Brexit. Oggi scade il termine indicato dal premier britannico Boris Johnson per i negoziati relativi alle condizioni commerciali tra Unione Europea e Regno Unito, ma al momento non si registrano progressi significativi. Negli USA il segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha ammesso che sarà difficile trovare un accordo sul nuovo piano di aiuti all'economia prima delle elezioni presidenziali di novembre, mentre prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di Morgan Stanley sotto i riflettori. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in calo del 2,8%, sottotono come il DAX di Francoforte a meno 2,5%, il FTSE 100 di Londra a meno 1,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 2,1% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,5%. Oltreoceano scambiano sotto la parità il Dow Jones a meno 0,4%, S&P 500 a meno 0,6% e Nasdaq a meno 0,9%. Sul Forex l'euro-dollaro scende in area 1,17, mentre il cambio tra biglietto verde e yen è poco mosso a 105,3. Tra le materie prime restano in ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,7% a 42,6 dollari e il WTI a meno 1,7 a 40,3 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano in risalita allo 0,69%.
Tornando a Piazza Affari, fra le big cap resistono Ferrari a più 0,5 e Banco BPM flat, mentre le vendite investono soprattutto industriali, finanziari e petroliferi, con Tenaris e Poste Italiane a meno 5% fra le più penalizzate. Grazie e buon proseguimento di serata. Ottobre è il mese della consapevolezza sul lutto in gravidanza e dopo la nascita. Il gruppo di Automutuo Aiuto Parole in Contatto, con sede a Cosenza, si fa anche quest'anno promotore della giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale. Parole in Contatto ha invitato tutti ad accendere una candela alle 19 e a mantenerla accesa per un'ora per essere simbolicamente uniti e fare luce sulle ricerche nel campo medico e psicologico. Tutti sono stati invitati ad essere consapevoli. È un gruppo di Automutuo Aiuto dell'associazione Mamma che Mamma, in convenzione con Ciao Lapo, che accoglie genitori che hanno perso un bambino in gravidanza o dopo il parto in qualsiasi momento della loro elaborazione. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'area depressionaria che domina l'Europa da giorni continua ad essere alimentata da aria polare che genera nuove perturbazioni, una delle quali interesserà la Calabria nella giornata di giovedì apportando altre piogge. Per domani parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici e zone interne, ove non sono da escludersi piovaschi isolati. Altrove poco nuvoloso con passaggio di velature dal pomeriggio. Temperatura nuovamente in lieve diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mari ovunque mossi, con venti dai quadranti occidentali moderati quasi ovunque. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata.